Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Aveva pianificato la strage il giovane di origine tunisina che a Vittoria ha dato fuoco alla casa di famiglia uccidendo la madre e una delle sorelle. Avviata una raccolta di fondi. Pedopornografia, trovati migliaia di file con abusi su bambini anche molto piccoli. La polizia postale di Catania arresta 9 persone. Lo strano caso della fontana di Licata rimasta a secco. Si sospetta che l'acqua sia stata dirottata per fini privati. Intanto Trapani e Misili Scemi litigano per la carenza idrica. Marea di alghe alla playa di Catania, il biologo marino, proliferano anche per l'inquinamento, ma non sono nocive. Sequestrato a pochi giorni dall'inaugurazione il parco Aldo Moro di Messina, ci sarebbero tracce di amianto dietro l'ingiallimento del prato. Giovanni Allevi incanta il pubblico di Palazzo dei Normanni a Palermo, la malattia mi ha catapultato nel presente. Salina celebra i 30 anni del Postino, testamento artistico di Massimo Troisi, da Maria Grazia Cucinotta a Barbara Boucher, tanti gli artisti ospiti del Mare Festival. Calcio, il tecnico designato del Catania toscano ha trovato l'accordo per liberarsi dal Cesena. In casa Palermo intanto mercato in grande stile. E partiamo dalla strage di Vittoria con il giovane tunisino che ha dato fuoco all'abitazione di famiglia uccidendo il padre e una delle sorelle. Lunedì ci sarà la convalida del fermo. Emanuela Corsi. È prevista per lunedì l'udienza di convalida del fermo di Wajdi Zawali, il trentenne tunisino residente a Vittoria che ha dato fuoco alla casa di famiglia uccidendo la madre e una delle sorelle. L'uomo è in isolamento nel carcere di Ragusa con l'accusa di omicidio volontario premeditato aggravato dalla crudeltà e dal vincolo familiare e tentato omicidio. Quello che sembrava il gesto di un folle in realtà era stato pianificato in maniera lucida. Il giovane chiedeva sempre soldi alla famiglia e spesso picchiava i familiari, soprattutto le sorelle, come confermato dagli stessi vicini. Wajdi forse non era un pazzo, come detto in un primo momento, ma un violento con diversi precedenti penali. Nel 2014, ancora ventenne, aveva partecipato ad una spedizione punitiva a Comiso assieme ad altre 7 persone di origine nordafricana. Il branco si era introdotto all'interno di un'abitazione e ferito 3 persone. Prima di fuggire aveva rubato anche del denaro. In quella circostanza era stato arrestato per rapina, violazione di domicilio e lesioni pluriaggravate continuate in concorso. Posto ai domiciliari era evaso per 2 volte. Al momento della strage invece era sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per altra causa. A Vittoria quindi in tanti si chiedono se questa tragedia poteva essere evitata. Intanto restano stabili ma gravissime le condizioni del padre Kamel che si trova al civico di Palermo. Lotta invece ancora tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania Umaima, l'altra sorella rimasta vittima dell'incendio. Umaima aveva completato gli studi del 5º anno del liceo scientifico Mazzini e avrebbe dovuto sostenere tra qualche giorno gli esami di maturità. I giovani di Vittoria hanno lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per aiutare la ragazza, descritta da tutti come gioiosa e allegra. Pedopornografia, sequestrati migliaia di file con immagini di abusi anche su bambini piccolissimi. 9 gli arresti della Polizia Postale di Catania. 9 persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato nell'ambito di un'operazione su tutto il territorio nazionale di contrasto alla pedopornografia online coordinata dalla Procura di Catania. 26 le persone indagate per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico sottoposte a perquisizioni personali ed informatiche. Sequestrati migliaia di file, scambi di messaggi e video raccapriccianti con abusi anche su bambini piccolissimi. Le indagini sono state avviate su alcuni dispositivi elettronici sequestrati a un uomo arrestato mesi fa per le stesse condotte, sui quali all'interno di una piattaforma di messaggistica erano stati trovati gruppi dediti allo scambio di immagini e video shock. Meticolose e complesse indagini anche di natura tecnica hanno portato all'identificazione dei soggetti attivi sui gruppi. La Procura distrettuale di Catania, condividendo le nostre ipotesi investigative, ha emesso i decreti di perquisizione nei confronti di 26 soggetti. Le perquisizioni hanno avuto esito positivo e
9 di questi soggetti sono stati arrestati in flagranza per detenzione di materiale pedopornografico. Le perquisizioni sono state eseguite su tutto il territorio nazionale, in particolare a Catania, Milano, Roma, Genova e Bari. Uno degli arrestati, oltre a migliaia di file pedopornografici, aveva nella disponibilità del suo cloud il formato digitale del libro Guida del pedofilo. Il materiale sequestrato è al vaglio della Procura di Catania e della Polizia Postale per ulteriori approfondimenti investigativi utili anche all'identificazione delle giovani vittime. 4 uomini ammoniti dal questore di Caltanissetta per avere picchiato o maltrattato la moglie, l'ex compagna, in un caso anche il padre che si rifiutava di consegnare il denaro per la droga. Per altri 3 chiesta la sorveglianza speciale per minacce e violenze nei confronti delle rispettive compagne. E veniamo adesso alla crisi idrica. In questa emergenza in provincia di Agrigento succede pure che una fontana venga lasciata a secco. Il sospetto è che l'acqua sia stata dirottata. Davide Sardo. Nella guerra dell'acqua che vede tutti contro tutti può accadere anche che il corso di una fontana venga deviato per fini personali. È quanto sospettano i carabinieri di Licata che stanno indagando sull'improvviso prosciugamento della fontana Romano rifornita dall'acquedotto romano in contrada Cannavecchia nei pressi dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso. La fontana adesso è incredibilmente vuota. Si tratta di una fonte inesauribile ed ecco perché si ipotizza che mani ignote abbiano deviato il corso dirottando l'acqua altrove anche per usi irrigui. I carabinieri stanno setacciando la zona alla ricerca di eventuali allacci abusivi e per scoprire i boicottatori. Licata, che attende la costruzione del dissalatore dal 2006, è a secco e i cittadini sono pronti a scendere nuovamente in piazza a lanciare l'allarme. Il sindaco Angelo Balsamo. Abbiamo fatto il punto della situazione e abbiamo evidenziato che Licata attualmente riceve meno della dotazione organica prevista da 110 litri al secondo che dovremmo ricevere, ne riceviamo poco meno di 50 litri, l'invaso di Savarello è completamente vuoto, a secco, e abbiamo serie difficoltà per garantire l'approvvigionamento idrico sia per uso civico sia per le attività che insitano a Licata, dal villaggio Serenusa, ristorazione e tutto il resto. La crisi idrica in Sicilia, già riconosciuta e dichiarata dal governo Meloni una emergenza nazionale, assume giorno dopo giorno connotati disastrosi. Non piove da mesi e non si travedono inversioni di rotta. La rete siciliana, basata sugli invasi, è in stato terminale. Le riserve di acqua potabile sono ridotte ai fondali, spesso carichi di sedimenti per la mancata manutenzione. E intanto Trapani e la sua ex frazione Misili Scemi, che come sapete si è distaccata, litigano per l'approvvigionamento idrico. Laura Spanò. La crisi idrica sta mettendo a dura prova i rapporti di vicinato tra il comune di Trapani e quello di Misili Scemi e intanto migliaia di persone rimangono senza acqua. A Misili Scemi non arriva una goccia d'acqua da giorni, la città è isolata e 5.000 utenze sono a secco. Questo perché non c'è un bypass che smisti l'acqua della condotta di Bresciana nel nuovo comune, che fino a pochi anni fa era solo una frazione del capoluogo. Il comune di Trapani potrebbe utilizzare le pompe di sollevamento di Marracco per dirottare l'acqua a Misili Scemi. Basterebbe un bypass per rendere autonoma la città, dice il sindaco Salvatore Tallarita. Trapani, risponde il sindaco Giacomo Tranchida, non è tenuta a erogare acqua a Misili Scemi, respingendo le accuse mosse dal collega secondo il quale Trapani volontariamente chiude il sistema di pompaggio a Marracco, lasciando i misilesi senza acqua. L'approntamento di 250 litri al secondo da Bresciana a San Giovannello non sarebbe sufficiente a riempire il serbatoio, dove ne arriverebbero solo 130 su 160. Ne mancano 30, proprio quelli inviati a Misili Scemi. Ad acuire poi il problema nei due comuni le rotture provocate dai lavori che una ditta stava effettuando per conto dell'Enel. Invasione di alghe a Catania e l'amara sorpresa per i bagnanti alla playa. Abbiamo chiesto spiegazioni ad un biologo marino, Tonino De Mana. Io pago 2.000 euro di cabina, io come tanti altri cabinanti qui alla playa, e il nostro desiderio è quello di poterci fare il bagno in tutta sicurezza. Ed eccoli, i bagnanti alla playa di Catania. Prima di entrare uno sguardo all'acqua, non certo limpida. Osservata speciale un'infinita distesa di alghe con il verde che predomina sulla sabbia e l'umore sempre più nero per chi decide di immergersi. Stessa spiaggia, stesso mare e stessi problemi che ogni anno in estate tengono banco tra canali da chiudere ed acque da convogliare senza che le stesse sversino sul litorale.
può essere definito un fenomeno di eutrofizzazione che può avere sia cause naturali che invece cause di origine antropica, quindi attribuibili all'uomo. Questo accade soprattutto quando nel mare arrivano dei composti particolari derivanti da, ad esempio, acque che provengono dai suoli coltivati, quindi ricche di fertilizzanti, oppure acque domestiche. Per quanto riguarda le alghe, non ci sarebbero comunque rischi per la salute. Non comporta particolari problemi in caso di contatto con il corpo umano, insomma, quindi da questo punto di vista si può stare tranquilli. Intanto, la prossima settimana sarà decisiva per rallentare il flusso delle acque del torrente Arci, con la contemporanea attivazione del sistema di sollevamento che, attraverso speciali pompe, faranno confluire le acque al depuratore. Lunedì è previsto anche un sopralluogo dell'11ª commissione consiliare. E adesso a Messina, dove è stato inaugurato poche settimane fa e subito sequestrato il parco Aldo Moro. Ci sono sospetti che potrebbero esserci tracce di amianto. Francesco Triolo. Dall'inaugurazione in pompa magna di 3 settimane fa, con l'apprezzamento di tutti, all'ingiallimento dell'erba, al sequestro e il riassunto del percorso del nuovo parco Aldo Moro nelle ultime 3 settimane. Il sequestro dell'area è stato disposto ieri pomeriggio dalla Procura di Messina dopo la scoperta di materiale che potrebbe contenere amianto, per il quale sono necessarie verifiche che diranno quando l'area verde, restituita alla città dopo 40 anni, potrà tornare disponibile. Un sequestro che ovviamente ha provocato lo stupore di tanti messinesi per la clamorosa e inattesa disposizione. Il comune in qualche modo prova a gettare acqua sul fuoco, affidandosi alla magistratura e all'ARPA per tutti gli approfondimenti del caso. Il sequestro di ieri segue quello di mercoledì su una porzione della scarpata di proprietà dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scerbatura, infatti, dei giorni scorsi aveva portato alla luce anche dei rifiuti, fra questi qualcosa che potrebbe essere o contenere amianto. Non ce n'è la certezza e per questo l'ARPA ha effettuato prelievi per avviare delle analisi sui campioni rinvenuti. La prossima settimana i risultati, se saranno riscontrate tracce di amianto, si dovrà provvedere alla bonifica. Uno straniero di 31 anni che a Catania minacciava i passanti in via Monserrato con un oggetto metallico appuntito è stato arrestato dalla polizia. L'uomo, irregolare in Italia, ha anche ferito alcuni agenti che hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche. Ci fermiamo adesso, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Ed eccoci di nuovo in studio, siamo agli spettacoli. Giovanni Allevi ha incantato Palermo a Palazzo Reale. Il maestro compositore nel suo tour di incontri ha parlato anche della sua malattia. Marco Gullà. Ogni suo brano è accolto da un'ovazione, ogni sua riflessione sulla vita vissuta e sulla concezione della musica ipnotizza il pubblico. Palazzo Reale a Palermo è rimasto ammaliato dinanzi al maestro Giovanni Allevi, che ha accompagnato il tramonto palermitano con le sue composizioni e le narrazioni di un'esistenza attraversata dalle gioie di una carriera folgorante. E poi il maestro Allevi torna a parlare della malattia che lo ha bloccato per un po' di tempo. Mamma mia, sì, ho 2 vertebre fratturate, collassate, si sono schiacciate. Però? Certo, suonare il pianoforte con un dolore alla schiena così sapendo che tra l'altro si tratta di un dolore cronico che probabilmente non andrà mai via. Però mi sono accorto che non è stato quello il problema principale. Il problema principale è stato il tremore alle mani. Certo, perché quello, meno male, per suonare le mani sono l'elemento fondamentale. Pensavo fosse un po' secondario, invece no. Bisogna immaginare una situazione positiva per ingannare il cervello, dice Allevi, che suona e incanta tutto il pubblico presente. Ad accogliere Allevi e nelle vesti di padrone di casa il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno. Con noi abbiamo un artista che va ascoltato non solo in senso artistico, ha detto, ma per tutto quello che gli ha offerto la vita.
E adesso andiamo alle Isole Eolie perché in questi giorni Salina celebra i 30 anni del Postino, il celebre film di Massimo Troisi che divenne anche il suo testamento artistico. Lo fa con il premio Troisi e tantissimi attori, come ci racconta la nostra inviata Eva Spampinato. Una bici d'epoca che spunta fuori dalla locandina originale di un film diventato simbolo di un'isola, Salina, e testamento di uno dei più grandi attori italiani scomparso troppo presto, Massimo Troisi. La più rigogliosa delle Isole Eolie saluta così l'arrivo dei turisti al porto di Santa Marina e il Mare Festival celebra i 30 anni de Il Postino. Giornate bellissime di sole, di mare qui a Salina, trasformata in una capitale del cinema con grandissimi attori, registi, artisti che sono qui per ricordare Massimo Troisi a 30 anni dalla sua scomparsa, a 30 anni da quel film indimenticabile che è rimasto nel cuore di tutti noi ed è entrato nella storia del cinema. Ieri la prima serata della 13ª edizione del premio Troisi. Tutto questo insieme con Maria Grazia Cucinotta, la nostra madrina, Francesco Pannofino, Carla Signoris, Alessio Boni, Sergio Friscia, si stanno raccontando sul palco del festival, stanno parlando dei loro prossimi progetti, stanno rivedendo alcune delle scene più belle delle loro carriere, stanno ricordando Massimo Troisi, ancora oggi un punto di riferimento per chiunque lavora nel mondo della commedia, si approccia alla comicità e soprattutto alla poesia troisiana, cioè quella di dire delle cose profonde, originali, intrise di significato ma in modo semplice per arrivare a tutti. In una cornice unica, i protagonisti del mondo del cinema incontrano il pubblico in un rapporto diretto, a tu per tu, poetico e intenso. Il festival diventa sempre più itinerante, abbiamo coinvolto nuovamente il comune di Santa Maria Salina dove è nato il festival 13 anni fa e quindi abbiamo abbracciato la piazza di Santa Maria Salina dove proprio Sergio Friscia è stato un protagonista indiscusso, showman e mattatore sul palcoscenico e poi il cuore del festival rimane il comune di Malfa con la sua piazza, anche perché nel comune di Malfa è stato proprio girato il Postino insieme con Procida, quindi sono quei luoghi che ci ricordano questo film candidato a 5 premi Oscar e vincitore di una statuetta per le musiche. Ancora le note di Luis Bagaf qui si risentono nell'aria. Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino a domenica sera. Barbara Boucher sarà protagonista domani nell'ultima serata di chiusura. Francesca Inaudi ha già fatto la sua meravigliosa intervista, ha ricevuto il premio Troisi e poi anche musica. Mario Incudine, cantautore siciliano, ha stregato il nostro pubblico e stasera sarà la volta di Alberto Urso che omaggerà proprio con Mi mancherai, un pezzo della colonna sonora del Postino, la nostra platea. E oggi alle 14.30 su Telecolor, in replica alle 21.30 su Antenna Sicilia, ritorna il punto, l'approfondimento condotto da Luca Ciliberti che ci ha raggiunto qua in studio. Allora Luca, si parla oggi ancora di europee? Sì, c'è una coda ovviamente che riguarda, intanto buongiorno ai telespettatori, buongiorno a te Lorena, c'è una coda ovviamente inevitabile per l'analisi del voto e delle elezioni europee, l'abbiamo fatto attraverso i nostri non-stop elettorali, ma chiaramente adesso si va nel particolare, quindi cercheremo di capire insomma gli equilibri del voto interno ai partiti, nelle città, insomma interessante anche la lettura, però prima lasciami dire, oggi avremo un'intervista alla quale insomma tengo particolarmente anche a che è l'intervista a Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco Nebrodi, eletto europarlamentare nel Movimento 5 Stelle, quindi insomma un presidio di legalità anche nel Parlamento europeo tutto siciliano, quindi è la prima intervista che fa, quindi ha scelto ovviamente i nostri microfoni, le nostre telecamere, quindi questo insomma ci inorgoglisce. Chiuso questo capitolo ne apriremo un altro che è tutto quello che riguarda Forza Italia con tutti gli equilibri interni, parleranno oggi la componente MPA e la componente, adesso sarà da definire, lo definiremo in trasmissione, quella di Gianfranco Miccichè, per intenderci sarà anche lui, Gianfranco Miccichè, in trasmissione, quindi cercheremo anche di analizzare questo aspetto del voto. Insieme a tanti altri ospiti, naturalmente non abbiamo il tempo insomma, ovviamente di elencare, quindi grazie a Luca Ciliberti, vi ricordo alle 14.30 dunque il punto, noi ci fermiamo per una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con la pagina sportiva. Siamo al calcio, a Catania tiene banco ancora la vicenda allenatore con Toscano ormai prossimo a liberarsi dal Cesena. Marco Carli.
C'è l'accordo per la risoluzione col Cesena. Nella settimana prossima Toscano sarà a Catania. La telenovela è stata lunga, ma questa volta la parola fine potrebbe essere veramente scritta. L'ex tecnico del Cesena sembrerebbe aver trovato l'accordo con la società che ha portato in Serie B e che lascerà. Il punto è legato alla burocrazia e alle firme che dovrebbero essere apposte in avvio della prossima settimana. Anche la vicenda d'Aversa è collegata di conseguenza. Il tecnico designato per prendere il posto di Toscano potrebbe così sottoscrivere il contratto con i bianconeri. Insomma, un domino che si completa anche a Catania. Poi diventerà determinante il mercato di entrate, non solo quello. Ad esempio, una buona parte dei giocatori attuali dovrebbero lasciare il rossazzurro. Si ripartirà in tutti i sensi e Faggiano già lavora per trovare le soluzioni migliori. Insomma, il tempo che si è allungato per l'allenatore dovrebbe non impattare troppo sul mercato, anche perché il Catania e Toscano parlano da tempo. Si dovrà correre per rispettare il ritmo che lo stesso Faggiano ha definito in conferenza stampa, mettere una buona parte della rosa a disposizione del tecnico ad Assisi fra un mese, anche perché fra Coppa Italia Maggiore, Coppa DC e campionato il detto calcio d'agosto non sarà più valido, si incomincerà presto a fare sul serio. E intanto il Palermo è alla ricerca di giocatori importanti per far fare il salto di qualità alla squadra nella prossima stagione. Marco Gullà. Il Palermo punta ai big, dalla Padula viola per passare da Casadei, il City Group vuole costruire una squadra che questa volta punti alla promozione diretta in Serie A. E allora occorre un salto di qualità. Tanti nomi, ma al momento massimo riservo sulle trattative. Per il reparto offensivo il club rosanero sta monitorando alcuni profili: Sebastiano Esposito, Samuele Mulattieri, Pedro Mendes e anche Cristian Lapadula. E poi più defilato De Frel del Sassuolo. Poi capitolo Brunori, il rapporto tra il Palermo e il suo capitano sta vivendo un periodo complicato come mai era successo negli ultimi 3 anni e con ogni probabilità il futuro porterà il calciatore lontano dal capoluogo nella prossima stagione. Per lui potrebbero aprirsi le porte del Genoa in Serie A. Infine, situazione prestiti, il Palermo ha deciso di non riscattare nessuno. Tornano alla base Henderson, Koulibaly, Mancuso e Traoré. Prossima settimana decisiva per alcune trattative. Calcio a 5, la Meta Catania pareggia la serie del finale scudetto con Napoli nella bolgia del Pala Catania. La squadra rossa-azzurra si impone per 2-1 e rimanda a gara 3 l'assegnazione del 40° tricolore. I catanesi nella gara 2 partono con un ritmo indiavolato e mettono subito alle corde i partenopei. Podda sblocca il risultato, la squadra campana pareggia, ma nella ripresa è Musumeci a indirizzare definitivamente il match. La Bella, che assegnerà il titolo, si terrà ad Aversa venerdì 21 giugno. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a tutti auguro un buon pomeriggio.